Saluti a tutti e a tutte, oggi con Indipendente siamo con Riccardo Pisumacia a proposito della Diesa Sardegna che ANS, cioè Assemblea Nazionale Sarda, sta organizzando ormai già da diversi anni. Quindi anche quest'anno ci saranno parecchi eventi, sia a Cagliari che a Sassari, ma non solo, poi vedremo che con Adriana Valenti Sabura ci saranno eventi un po' in tutta la Sardegna. Quindi Riccardo, Sadia Sardegna ormai è giunta alla quarta edizione, se non sbaglio, quindi in questo momento siamo a una fase, diciamo, in cui abbiamo già uno storico. Qual è il bilancio che puoi trarre da questi primi 4 anni? Grazie Ivan, benvenuti tutti gli ascoltatori, in questo caso di Indipendente, grazie per questo spazio importantissimo. Vado subito alla tua domanda. Hai detto bene, quarta edizione in presenza, ma in realtà già nei 2 anni precedenti, quelli del Covid, avevamo provato a organizzare qualcosa online, specialmente per quanto riguarda il coinvolgimento di alcuni ristoratori e di alcune realtà che avevano un po' di difficoltà a lavorare in quel periodo, quindi li abbiamo aiutati, li abbiamo chiesto loro di produrre dei menù a tema Sadie, e poi insomma, le persone avevano la possibilità di ordinarli da casa e ricevere e contribuire, insomma, in qualche modo a festeggiare. Invece da 4 anni, appunto questo è il quarto anno di fila, stiamo andando in piazza, stiamo portando la festa nella piazza. E sicuramente è un crescendo, sicuramente questa ricorrenza sta attirando attenzione su di sé, le persone ne parlano di più, e devo dire che come Assemblea Nazionale Sarda possiamo vantarci di aver lavorato in questo senso. Da 4 anni appunto cerchiamo di far diventare questa giornata una giornata di festa, ma chiaramente senza dimenticare tutto il significato storico che c'è dietro Sadie Sardegna. Però pensiamo che la festa, la celebrazione poi aiuti, faccia passare in qualche modo anche il messaggio didattico, storico che c'è appunto dietro il 28 aprile. Allora, bene, continuiamo in sardo se vuoi, che sei in sardo che... Andava bene a me, sono d'accordo. In idee oggi, tu riesci su messaggio della Diesa Sardegna, poi sbattalla che ci punti oggi. Tanto assicuro sul messaggio di Sardegna e scommente a Ponau sul messaggio storico, cioè sul fatto che su tutto su che hanno trovato il rivoluzionario e i patrioti partendo, muovendo dal 28 di aprile del 1794 in Castello e il suo triennio rivoluzionario che si narra fino ad arrivare sul 1802 il fatto de Palabanda. Tanto questo messaggio deve essere subruso di importo, però deve essere chiaramente un esempio, non un ricordo che accaba in cui chi viene di con su conto su che succede, ma come un esempio un po' ischire come tesardo come si comportare cara a tutte le difficoltà ai battaglie che depeuso fare de oe. Ponoso è proprio sa manera una delle meta manera pro contare ai sardos i tevunti, i nuovi vinti, in quale periodo storico funti vivindo e commente si depende e dosaggiare a comprendere commente si depende comportare cara alle difficoltà e ai battaglie della vita de oe. Poi pensavo se bolle fare di questa cosa, poi te ne uso gusto questa bunna che a Dolumanno in Sardegna si scola, sa sociedade non si imparanta, non si imparanta chieseuso, non si dovente conoscere che ste probabilmente che è una volontà, no? A andare a fondo in tutti i schistione e schistione sardas e tanto sul traballo nostro è proprio finalizzato a questo. Anda bene in mele. Una pregunta a pizzo del suo traballo de volontariato, esannai. Pota ANS non piga da dinai pubblico su questa regione, tra rapporto denesi con istituzioni, sì, e poi cali esti su impegno, esannai, due essere impegno fisico, sa presenza dei agenti, dei volontari, e finza sa de dinai puro. Tanto, in annos ho sgricauda tenere sempre un rapporto, una relata pro manna con le istituzioni,
non ho mai piegato denaro pubblico. Ho provando a partecipare a un bando, ma come assegnazione diretta, ecco, in area non si danteggiava mai. Ho sempre cliccato di coinvolgere in alcuna maniera le attività economiche, che lavorano sul centro di Castello, finché c'è qualcuno privato che ha fatto donazioni, però tornare il denaro pubblico poco ma mai, però sa collaborazione crescendo, più che tutto o canno, tenevo in collaborazione con il suo comune se evento del sub 27 a zero, il suo comune ha deciso di restaurare Sarcu de Palabanda ed è ponere una targa dedicata ai patriotas e poi noi usa essere con isso in questo momento, usa fare questa deposizione dei flores che si usa facendo già da 4 anni e poi usa muovere finché a su bastione, usa fare una fraculata, usa arrivare su bastione in cui usa cantare il sinno e questo è ne uso se evento fatto in collaborazione con le istituzioni, però è uso dentro un bello contatto, un bello scambio. Tocca da narrare che in Castello hanno questa un'amministrazione NOA, i sospuro venuti a su primo anno e spero che possano chiedere di possa aumentare finché su considero che le istituzioni tenente dell'Assemblea Nazionale Sarda, che in esano si cercando sempre di dimostrare, sempre di uso che quando si pone a fare una cosa, deve uso seriamente, che causa di essere su cruzo trasparente e su cruzo inclusivo se possibile. A pizzo dell'altra parte della pregunta tua, del coinvolgimento della gente, della popolazione, in Noghemuru in esano ho scritto di coinvolgere tutto quanto, sono invitando la gente a piccare una bandiera fuori dei ventana o dei corridori, dei balconi dei domosi soro, o che hanno cada essere finze questa possibilità di chi è pubblica da questa bandiera e pone dei hashtag che ha uso pubblicizzato, le binche un premio. Questa è una maniera per coinvolgere la popolazione, ma un'altra maniera è finze tutti gli eventi che ho fatto, gli eventi preparatori a Sadia, ho cominciato su dai 8 a arrivare fino ai dies proprio antes di Sadia della Sardegna. Anda bene da questa cosa. E se si coinvolgenti pure finza a aziende, a soci, Assolutamente sì, tenevo su partner principale este Arra, che è un'azienda, un pastificio che coglie perfettamente il valore nostro, ha deciso di nos appoggiare in questa festa news e tenevo vince altri partners che nos hanno già in ma tenevo vince altri collaboratori. Faccio per esempio sul numero di Condages con i scale uso presentato, se uso presentando 3 serate diverse che molte proiezioni del documentario, presentazioni del film, insomma coinvolgimento di diversi attori della società con i straballos di Soro. anda bene. Un'ultima pregunta a pizzo de padrinas e madrinas che hanno esi scioperato. Stanno Caterina Murino, Adriana Valenti Sapure e Nicola Riva. Allora si capisce una cosa a pizzo di questo sciopero. Claro, grazie. Ho pensato a queste 3 persone che si sono distinte in sanno passato, ma in su tempo in generale, poi i straballos e poi su chianta fatto possa Sardegna. Comincio con Adriana Valente Sabure, che è studiosa, che ha scoperto sa sepoltura di Don Michele Urbino in sul cimitero, in sul Camposanto per la Chaise de Parigi, e Don Michele Urbino fedele compagno di Giovanni Maria Angioi. Poi tenevo a Caterina Murino, che non tiene bisogno di presentare questa manna, però chi si è distinta può aver partecipato, sanno passato ai proteste contro le speculazioni eoliche, aver partecipato proprio fisicamente, penso basicamente a
Oristanisi, ma si è fatto vincere da ballo un anno, poi meda canilese che è venuto in Sardegna a Donau in area meda, e cosa deve fare poi scanese, e Nicola Riva da Isa conoscere este su video de Gigi Riva, e de Gigi Riva isu a regortu proprio sa serenidade, no? De simbolo e del riscatto del suo usato, e con il suo traballo e con l'impegno suo in ambito sportivo contribuì in qualche maniera a sa promozione dessa identità sarda e tramanda dei valori di passione, di determinazione e di sentito di appartenenza a chi caratterizza la Sisu della Sarda. Ho pensato a isso fiant a me da contento di partecipare e anche essere con noi in questo momento del 27 di aprile. Allora, bene, iniziando recap, prima di lassare faccio un resumo di tutti gli appuntamenti che ci funti. Iniziando su 18 aprile già hai fatto la proiezione del suo film Cast in Bronze su cortometraggio di Mario Giua Marassi in curato de Nor Films. Su 19 Simbaglio dei Savoias in is nominis dei Arrugas, un odor de Federica Marrocco. Sempre sul 19 di aprile baricamo su connotto che anche un'azienda sarda di presentare i prodotti su cosa in soro. Su 22 di aprile storia della Sardegna illustrata, presentazione della Sardegna illustrata con Bruno Olivieri, editore e produttore Francesco Cherazzu, a incuru questo gruppo del Nord edizione con Dages. Su 23 di aprile dunque Domus de Gianas su cammino cara sunesco, presentazione del saggio e proiezione del su spot a incuru di Giuseppe Tanda con Dages e Nord Films. Sabato 26 preparando sa rivoluzione a partire dei stresi di Sumeicama, artista in Sarruga, inaugurazione estemporanea artistica in corso Vittorio Emanuele II in Subrugu. A 4:30 sarda rivoluzione passeggiata guiata pattendi de piazza Aquilino Cannas. Ai 5 i sonadores, musica e roio in Sarrugas de su centro, Luca Lai e Michele Fadda sempre in corso Vittorio Emanuele II. A 5 lezioni di etnomusicologia, lezioni presentate dal professor Marco Luzzu, organizzato dal suo comune di Castello con l'Università di Castello, la Vimus. Ai 5:30 contos per storia in sardo per lo Spizzineddus. Ai 6:30 Nara Ciciri, performance di Andrea Murru del suo corridoio. Ai 10 DJ set Briu Bay, DJ Schento. Agora su domenica 27 di aprile incomincia dei 10 artisti in Sarruga finza a esterponare artistica, sonadores dei 4:30, ai 5 in sardo, aperitivo in sardo, ai 6:30 patriotas, sa cerimonia svelata de Sadarga in onore dei eroes, ai 7 sa flaccata, la fiaccolata, denuvati di Riccardo sa fiaccolata, sa flaccata. Muovere de Sarcu de Palabanda, a Saccabu de Subrugu, di Corso Vittorio Emanuele, de Gue e Sanda da Conca, Piazza Ienne, poi si muove finze su Bastione di San Remè. Bene, mele. Ai 7:30 procura di moderare Flash Mob, questo non ha resi prudedanti, è descoverri questo. Beh, no, ma si vuole narrare, ausa arrivare in cue e ausa cantare Sinnude su Patriotus Sardos Feudatario, che esprusco noto come procurare moderare, tutto in Parisi, a cantare tutto su, da già fatto, sono passato e venivo bene in mera, e spero che io canno che sia da prugente, ben già da prugente. Va bene. Poi S10 DJ set, Jester Club, DJ Gianni Muru. Poi
arribato all'Unisi, su 28, ma è dell'Unisi, dunque nella che su un pruso è a festavo sabato e domenica. Sull'Unisi si inizia da 4 mesi, sono ad Orisi, musica di Arroyo, Fabiana Meloni Serra, Simone Muggiano e Luca Fadda in corso Vittorio Emanuele II. Ai sbinti a festa di Sadia Sardegna celebrando Sadie, ai 8 DJ set Artesanias, DJ Pille. Questo in Casteddu, tutto questo in Casteddu è meda ricco su programma, però ANS fa di cosa in Sassari pure. Pensando già idee su 22, calcio, identità nazionale e di classe, incontro di calcio e autodeterminazione col giornalista Andrea Assini. Su 23 di aprile, Sabella Adrumigiada, mostra artistica, Sabotage via Antonio Canopolo, ai 7 Terra a perdere, Wasteland, documentario dell'associazione Quattro Cani per Strada e dell'assemblea Foras. 24 aprile, su 24 e 5 Sasarte Rivoluzione Angioi a Resona di Storia, tavola rotonda con Antonello Nasone, Vanni Piras e Stefano Tedde. Noi e Mesu, Lisandru, Sanna Live, serata musicale. Su 26 a Isdege Mesu, Sassari e Moti Antifeudali, passeggiate per le vie con Alessandro Derru. A Isdogi, a Bar Relax, chiacchierata e svago informale post passeggiata. Poi ai Stresi di Amerif, Forgotten Frontiers, proiezione del documentario prodotto da Absentia del racconto delle sfide della comunità remote d'Europa, dirige Mattia Meloni. Ai 7 degustazioni e reading estemporaneo, nel clip Piazza Pescheria. Ai 10 canti di protesta, serata musicale con Sergio Durzu de ildeposito.org. Su 27 ai 10 di Amengiano, Decemesu, Sassari e Moti Antifeudali le passeggiate, a Bar Relax a Mesudì. Ai 5 jam di improvvisazione, musica e danza, 5 Mesu, Boges Prosadie. E su 28 ai 7 mesi l'intersezionalità nelle lotte di popolo per la propria terra, i propri diritti e la propria autodeterminazione. Ai Snois di Ameri fistighemmo la D di la Sardegna. A relax finale, chiacchierata e svago informale. Su programma è meda ricco, c'è denai pure che giunti ANS ha collaborato con Adriana Valenti Sabure su 22 a Nuoro, posta presentata del suo libro. Su 23 a Santo Lussurgiu, su 24 a Rizzu e su 29 ad Essere in Carbonio. Dunque non accabato su 28, ma si su 29. Claro, no, sono contento me del fatto che ha passato tutto questo evento e tocca da fare assicuro un tocca a mano all'Assemblea Territoriale di Sassari che hanno posto in Parisi più di quindi associoso per organizzare tutto questo programma Mannu che non è fezzi in Sadia del Sub-28, ma comincia da come a Sanau bene due in Idiese in Antisi e fini di arrivare alla fine del Sub-28. Bravo Someda Issoso, cioè si spirito DNS è proprio gusto, no? Da creare una rezza con un'altra realtà della società e di creare da fare Parisi una festa che sia da avere del popolo e questo come te apponavo anche meresse davvero uno zocca a mano poi i soci del DNS che operano in assemblea territoriale de Sassari. Invece se fuori da vincere del suo giro, del suo tour che ha da fare Adriana Valenti Sabure in altra parte della Sardegna, muovendo del Nuoro con Santo Lussurgiu, poi a Rizzo e poi a Cabari in Carbonia, e in Nogheburu è ponoso una maniera di celebrare Sadie arrivando a tutte le parti della Sardegna, no? Non pezzi in città di Germania, come Castello e Sassari, ma finché in esatto luogo. È in Portumeda ponoso e sono scontento un meda del suo programma che ha usato questo impegno canno. Andava in me, grazie a Riccardo, convido tutti a progliare in slogos dei eventos e insando si saluta da aici. Saluti Riccardo. Grazie da me, a Sibiria a tutti e si saluta non solo che in sul sito nostro che questa possibilità di nos aiutare economicamente, che lei potesse fare una donazione ad essere imparata proprio per realizzare tutta questa bella iniziativa. Grazie a me da Ivamone, grazie a Indipendente e a tutti i che hanno ascoltato. A Sibiria. A Sibiria.